Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Ariano Nel Polesine, anzi in frazione Piano di Rivà. Siamo proprio a ridosso della vecchia strada Romea, quindi la strada che è parallela alla statale Romea appunto 309, la vecchia strada che congiungeva per esempio Mesola con Taglio di Po o Portoviro. Qua siamo davanti a una delle più belle ville, anche più misteriose, anche meno conosciute, che è Villa Nichetti. La villa chiusa e che adesso vogliamo un pochino scoprire cosa c'è là, che segreti può avere questa straordinaria villa che purtroppo non è visitabile, purtroppo non si può entrare, però sarebbe interessante magari vedere anche gli interni come sono fatti. Andiamo. Palazzo Nichetti, nato dall'imponente opera di bonifica dell'isola di Ariano che fu avviata nel 1904, nella tenuta di Castelpiano, oggi Piano di Rivà, grazie alla ferma volontà del proprietario Maffeo Nichetti, e vide in breve tempo la trasformazione da palude a fertili terre. La tenuta era considerata una delle migliori aziende dell'epoca, dove alle colture tradizionali furono affiancate la coltivazione degli ortaggi, della menta piperita e l'allevamento dei bacchi da seta. Fiore all'occhiello della tenuta era il Palazzo Dominicale, costruito nel 1908, attorniato da un ampio parco, che è quello che appunto vediamo. Uno degli ultimi eredi di questa straordinaria famiglia fu Pierluigi Nichetti, protagonista culturale della città di Padova, nato nel 1943 appunto di questa nobile famiglia, appassionato studioso. Pierluigi Nichetti si era laureato in giurisprudenza ma senza poi dedicarsi alla professione di avvocato. La sua prima passione era la botanica, in particolare le essenze arboree. Fu trovato morto purtroppo il 31 marzo 2015 nella sua casa, dove abitava da solo nel ghetto di Padova. Per la sua competenza ed esperienza era stato eletto presidente nazionale della sezione legno della Confagricoltura, ma accanto all'attività imprenditoriale Nichetti era un protagonista della cultura padovana. Grandissimo studioso, era stato presidente del Casino Pedrocchi dal 1987 al 1991. Quindi da Ariano Nel Polesine, Villa Nichetti è tutto, cercheremo di scoprire altre cose misteriose particolari di questo delta che per definizione è la terra più giovane d'Italia, ma che comunque serba sempre qualche sorpresa particolare. Da Leandro Maggi, come sempre è un piacere stare con voi.